Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. La dottoressa aggredita all'ospedale di Biancavilla, parla il primario di pediatria, siamo diventati bersagli, bisogna rafforzare la sicurezza. A Palermo l'ospedale Villa Sofia è nell'occhio del ciclone per disservizi e morti sospette. La relazione del direttore generale della pianificazione sanitaria dopo l'ispezione parla di responsabilità gestionali. A Agrigento, a pochi giorni dall'arrivo di Mattarella per l'inaugurazione di Capitale della Cultura, piove sul palco del Teatro Pirandello che sabato ospiterà il Presidente della Repubblica. Domenica segnata da un'ondata di maltempo diffuso in tutta la Sicilia. Sull'Etna, dove la stagione sciistica è da poco iniziata, alcuni impianti chiudono per carenza di neve. Calcio, il Palermo comincia il 2025 con una vittoria, battuto 2-0 il Modena. In Serie C, disastro Catania, sconfitto dalla Juve Next Gen. Toscano, siamo una squadra fragile, bisogna cambiare strategia. Bentrovati, la sanità in primo piano. Dopo l'ultima aggressione ai danni di una pediatra nell'ospedale di Biancavilla, culminata con l'arresto di una donna, interviene il direttore del reparto Dino Pennisi, che chiede maggiori tutele per il personale sanitario in servizio. Emanuela Corsi. Quali sono le condizioni della dottoressa? Devo dire con un ottimismo che le condizioni fisiche vanno bene, chiaramente c'è ancora un grande coinvolgimento emotivo che non passerà da subito. Ai contorni di una spedizione punitiva, l'ultima aggressione avvenuta in un ospedale ai danni di un medico. L'ultimo episodio è accaduto a Biancavilla, dove una giovane madre di 25 anni ha aggredito e picchiato una dottoressa del reparto di pediatria. Prima la donna, visibilmente alterata, ha cercato la pediatra in reparto. Non trovandola, si è recata al pronto soccorso dove si è consumata l'aggressione. Alla base del gesto ci sarebbe un rancore legato alle condizioni sociali e familiari della donna, che è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri per effetto della nuova legge. Attonito il primario del reparto per questo episodio di violenza. A memoria mia questa è la prima volta, ecco perché rimango basito da un'esperienza del genere, è la prima volta che mi accade di assistere o di essere testimonial di un evento del genere. Come si spiega questa escalation di aggressioni al personale medico anche in reparti tranquilli come finora è stata pediatria? I camici bianchi sono diventati oggetto di attenzione. In maniera maldestra, in maniera inaccettabile, in maniera condannabile sotto ogni profilo, da parte di chiunque voglia sfogare le proprie rabbie, i propri rancori, le proprie insoddisfazioni. E il camice bianco è diventato un emblema di questa voglia di scaricare le proprie ansie e tensioni. Servono più tutele, ci dice il primario, che non ritiene le bodycam un deterrente sufficiente, come proposto invece dall'Ordine dei Medici. Io ritengo che ancor più utile sia un completamento di tutti gli organici, un aumento delle tutele dei luoghi di lavoro. Io preferirei più aumentare la capacità di mettere dei vigilantes o dei posti di polizia nei pronto soccorso, soprattutto quelli più caldi. E si respira un clima avvelenato all'ospedale Villa Sofia di Palermo, che è nell'occhio del ciclone per i disservizi e le morti sospette. Dopo le dimissioni del direttore sanitario è stato convocato a Schifani anche il manager dell'ospedale, Manlio Viola. Concorrenti responsabilità gestionali fanno sì che il personale assegnato al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia sia insufficiente e gli spazi dell'area di emergenza inadeguati. 2 giorni dopo le dimissioni del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello e 24 ore prima della convocazione del direttore generale e il manager della stessa azienda, che domani dovrà presentarsi a Schifani, emergono i dettagli di una relazione del dirigente generale della pianificazione strategica in sanità sulla situazione dell'ospedale. Salvatore Iacolino si è recato a Villa Sofia a Capodanno e la sua prima attività del 2025 è stata proprio quella relazione riservata al presidente della regione, nella quale parla di gravi situazioni deficitarie, in particolare a ortopedia e medicina, con 50 pazienti in barella nell'area del pronto soccorso e 15 con fratture in attesa di intervento. Qualche giorno dopo arriverà la denuncia dei familiari di uno di quei 15 pazienti morto in ospedale dopo 17 giorni di attesa. Una relazione dunque che non
accusa i medici ma la gestione dell'ospedale. Intanto gli stessi medici ospedalieri sono in rivolta e chiedono bodycam contro le aggressioni, denunciando un clima di continua intimidazione. I primari invece difendono il direttore sanitario dimissionario dopo l'incontro con Schifani. Intanto i sindacati denunciano ulteriore caos gestionale anche all'ufficio ticket, dove sarebbe stata spostata una unità di personale inopinatamente nel momento della maggiore pressione, e chiedono un cambio di passo nel processo di riorganizzazione aziendale. In questo clima avvelenato si attende il vertice di domani da Schifani. Piove sul palco del Teatro Pirandello di Agrigento, che sabato prossimo ospiterà il presidente Mattarella per inaugurare il 2025 sotto l'insegna di Città Capitale della Cultura. La Fondazione spiega: ce ne stiamo occupando, non ci sono rischi, ma è un nuovo inghippo a pochi giorni dalla brutta figura dei cartelli stradali sgrammaticati. Orazio Longo. Dopo i cartelli stradali sgrammaticati sostituiti poi dall'ANAS, ad Agrigento sembra non esserci pace per questo avvio di anno che la vede incoronata capitale della cultura. Il nuovo inghippo riguarda il Teatro Pirandello. Piove sul palco mentre la jazz orchestra del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e il pianista Enrico Pieranunzi si esibiscono. La causa è un violento temporale, la pioggia infiltrandosi dal solaio è caduta sui musicisti. Già la cosa sarebbe singolare di per sé se non fosse che il teatro è lo stesso che sabato prossimo ospiterà il Presidente della Repubblica Mattarella per inaugurare l'anno di capitale italiana della cultura. Il presidente della Fondazione, Alessandro Patti, ha spiegato che il problema è noto al comune e che sono in corso, con una squadra di edilizia acrobatica, lavori per rendere impermeabile la copertura. Secondo Patti non ci sono problemi tali da compromettere la sicurezza della struttura. In attesa che tutto si risolva, intanto il sindaco Miciche è volato a Pesaro per il passaggio di testimone con la già capitale della cultura 2024. Testimone importante per Agrigento capitale della cultura del 2025. Cercheremo di emulare, di imitare quello che hanno fatto a Pesaro, sono stati bravissimi. Tra le iniziative previste il coinvolgimento del territorio provinciale sul modello pesarese del progetto 50x50, che ha visto la partecipazione di tutti i comuni, un impegno che punta a unire cultura, tradizione e sviluppo. Ed è stata una domenica segnata da un'ondata di maltempo diffuso in tutta la Sicilia, ma meno intensa di come era stato annunciato alla Protezione Civile, che ha diffuso per oggi e anche per domani l'allerta gialla. Intanto sull'Etna, dove la stagione sciistica è da poco iniziata, c'è già carenza di neve. Simona Mazzone. Si è aperta con un'allerta gialla in tutta la Sicilia la prima domenica del post festività, con un avviso diramato dalla Protezione Civile regionale che annunciava precipitazioni accompagnate da forti raffiche di vento per tutta la giornata. In modo meno acuto di quanto anticipato, maltempo diffuso sull'isola a macchia di leopardo, con precipitazioni più o meno intense che si alternano sia sul fronte orientale che su quello occidentale. L'arrivo di qualche giorno di pioggia in realtà era atteso per fronteggiare la carenza idrica e le falde a secco, ma pare che non basti, sia perché la Sicilia è all'asciutto da troppo tempo e quindi non è possibile colmare l'assenza di acqua con pochi millimetri di pioggia, ma anche perché sul fronte della siccità non arriva a penetrare a fondo sul terreno, restando in superficie. Sull'Etna, dove si è aperta un'entusiasmante stagione sciistica lo scorso 29 dicembre, la neve al momento è quasi un ricordo. Abbiamo pochissima neve sulle piste. Ieri abbiamo chiuso 2 ski lift nelle zone alte perché in determinati punti cruciali delle piste sono uscite fuori pietre, parecchie chiazze di terra, e oggi con la pioggia che c'è stata fino a pochi minuti fa la pista della seggiovia l'abbiamo chiusa perché anche in questa pista tante zone si sono aperte. Per ragioni di sicurezza dunque si è proceduto con la chiusura di alcuni impianti che verranno riaperti appena la situazione meteo lo consentirà, e come sull'Etna anche a Catania la pioggia si è presentata a intermittenza senza creare particolarmente allarme, così come a Palermo, Siracusa e Ragusa. Forte vento a Trapani e ampi rovesci a Messina. Le temperature, secondo gli esperti di 3B Meteo, subiranno, ma solo per alcuni giorni, una svolta di stampo prettamente invernale per un vortice di bassa pressione tra il basso Tirreno e il canale di Sicilia e il concomitante arrivo di correnti più fredde dall'Europa nord-orientale. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco.
A Catania lampioni pericolanti e blocchi lavici che si staccano dalle pareti che costeggiano le strade mettono a rischio l'incolumità dei passanti. Appena ieri un operaio è rimasto ferito in viale Vittorio Veneto per il cedimento di un palo della luce. Tonino De Mana. È bastato appoggiare una scala metallica al palo della luce per farlo cadere. Altri sono caduti o sono stati rimossi per precauzione. Altri ancora rischiano di crollare perché ormai arrugginiti. Il pericolo arriva dall'alto a Catania e ne sa qualcosa un operaio di 44 anni palermitano che stava lavorando sul viale Vittorio Veneto alla rimozione di alcune luminarie di Natale. L'incidente sul lavoro è avvenuto all'altezza di via Gabriele D'Annunzio con l'operaio che ha riportato ferite al volto, agli arti superiori e al bacino, rendendo necessario il ricovero al policlinico. Non è il primo palo della luce che collassa, segno evidente che qualcosa non torna alla voce prevenzione. In via Vincenzo Giuffrida mancano all'appello invece alcuni lampioni che sono stati rimossi oltre un mese fa. A tal proposito una telespettatrice chiede il ripristino dell'illuminazione in un tratto pericoloso e in prossimità di un attraversamento pedonale. Da un pericolo all'altro sul viale Ulisse sono in bella mostra enormi blocchi che si sono staccati da una parete lavica. A parte le transenne, nessuno è intervenuto ad eliminare il pericolo che esiste anche sul marciapiede opposto. Da Palazzo degli Elefanti fanno sapere che si tratta di terreni privati, da qui le lungaggini burocratiche che naturalmente allungano i tempi di intervento, mettendo a repentaglio l'incolumità dei passanti. Nella trasmissione di approfondimento di Telecolor Il Punto si è parlato di riforma della giustizia e separazione delle carriere. Sentiamo Simona Mazzone. Bocciata dal Consiglio Superiore della Magistratura la riforma della giustizia per la separazione delle carriere, approvando con 24 voti, compresi quelli di tutti i membri togati, oltre a 2 laici e 2 membri di diritto, un parere particolarmente critico nei confronti della riforma contenuta nel disegno di legge costituzionale del governo. Se ne è discusso durante la trasmissione di approfondimento di Telecolor Il Punto, con ospiti di un certo spessore, tra cui i procuratori Fonzo e D'Amato, il penalista Fiumefreddo, il giudice Reale e il costituzionalista Giuffrè. Con questa riforma l'ordinamento costituzionale viene completato, si rimette al centro la persona con i suoi diritti e le sue libertà e si dà piena attuazione alla parità di armi in contraddittorio nel processo secondo i canoni del modello accusatorio e secondo quindi le direttrici dei principali paesi liberal-democratici. L'ordinamento giuridico italiano esprime una magistratura forte perché questa ha una propria autonomia e indipendenza, ma dal 2020 le riforme in materia hanno modificato su alcuni fronti l'andamento dei processi. L'esigenza di questa politica di oggi è quella di arrivare ad una semplificazione delle procedure e io non vorrei che la semplificazione delle procedure, secondo una eterogenesi dei fini, porti poi, sia pur non volendolo, attenzione, ad un controllo della magistratura dall'esterno, visto che proprio la magistratura italiana in questo momento è molto forte. Mentre il dibattito resta aperto, non si piega il ministro della giustizia Nordio che assicura: noi andremo dritti per la nostra strada senza esitazioni. I cittadini ci hanno conferito il mandato di fare questa riforma e noi la faremo. Breve pausa, ci vediamo tra poco per il calcio. Eccoci al calcio, il Palermo inizia nel migliore dei modi il 2025, prima vittoria 2-0 al Modena, sorpasso proprio sui Canarini e Barbera in festa sotto la pioggia. In Serie C invece disastro Catania, il 2025 comincia come peggio non poteva, dopo la sconfitta di Benevento arriva anche quella interna con la Juve Next Generation. Il tecnico toscano parla di squadra fragile, sentiamolo. In questo momento siamo una squadra fragile, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista strutturale, puoi reggere una partita, 2 partite, poi i limiti vengono fuori. Dobbiamo intervenire prima possibile, cambiare strategia e mettere dentro dei giocatori con fame, che arano il campo, che sposano in pieno Catania e questa sfida impegnativa e difficile che abbiamo sposato all'inizio dell'anno. Questo secondo me è il momento. Poi
parlando della partita, il primo tempo potevi fare 2-3 gol, la prima situazione commesso un errore, hai preso gol, poi sei fragile caratterialmente, sei riuscito a reagire poco, anche se hai avuto le occasioni per pareggiarla, quella con Lunetta, quella con Inglese, altre situazioni che potevi sfruttare meglio, però la fragilità che stai dimostrando in questo momento deve far alzare le antenne, un campanello d'allarme, perché c'è bisogno di cambiare qualcosa velocemente, perché sennò diventa poi difficile cambiare strategia e pensare a giocatori che hanno voglia di accettare questa sfida, che hanno voglia e fame di affrontare questa sfida. Trapani sconfitto dal Crotone, al provinciale finisce 3-0 per la squadra di Longo. E adesso grande festa, ieri pomeriggio a Mistretta nel Messinese per la manifestazione La Sicilia premia i campioni dello sport, riconoscimenti agli atleti azzurri d'Italia, dirigenti e giornalisti. Sentiamo. Lo scenario dello storico palazzo Mastro Giovanni Tasca di Mistretta ha fatto da cornice alla cerimonia della 12ª edizione dei premi atleti azzurri d'Italia, La Sicilia premia i campioni dello sport, organizzata dalla sezione di Palermo e l'associazione atleti olimpici e azzurri d'Italia. Il premio è andato alla judoka messinese Carolina Costa, bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo 2021, mondiale nel 2023 a Birmingham e nel 2022 a Baku, e allo sprinter siracusano Matteo Melluzzo, oro con la staffetta 4% agli Europei di Roma 2024 e quarto col quartetto azzurro ai Giochi di Parigi 2024, a cui è andato il riconoscimento nel ricordo del grande velocista palermitano Roberto Cecchinato. Per noi è un motivo di orgoglio premiare questi atleti che con il loro sacrificio, la loro abnegazione hanno portato in alto i valori della nostra Sicilia prima di tutto, e poi principalmente i valori universali dello sport olimpico, che è sempre stato portatore di pace, di serenità e di esempio per i giovani sportivi. Premiati dirigenti come Orazio Scarpa, il presidente regionale della FITP Giorgio Giordano, tecnici come Salvatore Dell'Aquila, la Palermo Forense di Calcio, con Roberto Indovina, giornalisti per l'impegno nello sport come Lorenzo Magri della Sicilia. E Mistretta si conferma come città sensibile all'attività sportiva, con l'obiettivo di realizzare un centro sportivo che sia riferimento per tutta la Sicilia. Mistretta è una città che ha coltivato lo sport, soprattutto gli sport che non prevedevano strutture perché non ne avevamo. Ci sentivamo alcuni decenni fa i keniani della Sicilia. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.